Va ora in onda Spazio Più. Amore mio, dai non essere gelosa. T'amo, 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 credi a me. E rinnovo perché con me non si sposa. T'amo, t'amo, cosa non farei per te. Amore, t'amo, 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 amore, t'amo. T'amo, amore, t'amo e t'amerò. Per sempre t'amo, t'amo, grande amore, t'amo. T'amo, t'amo, amore, vivo solo per te. Amore mio, dai non essere gelosa. T'amo, 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 credi a me. E rinnovo perché con me non si sposa. T'amo, t'amo, cosa non farei per te. T'amo, t'amo, amore, vivo solo per te. T'amo, t'amo, cosa non farei per te. Amore, t'amo, 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 amore, t'amo. T'amo, amore, t'amo e t'amerò. Per sempre t'amo, t'amo, grande amore, t'amo. T'amo, t'amo, amore, vivo solo per te. Amore mio, dai non essere gelosa. T'amo, 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 credi a me. E rinnovo perché con me non si sposa. T'amo, t'amo, cosa non farei per te. Amore, quinto sto cuore, pure sarai, facciamo amore. Buonasera a tutti dallo Spazio Pio, professionisti imprenditori uniti. Il venerdì è consacrato alla sicurezza, quindi lo facciamo in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Che vi parla il vostro sparacazzate preferito, Federico, orgogliosamente in diretta dal bunker di Radio Libertà in via Carlo Bellerio 41 in una Milano sotto assedio per le Olimpiadi. Così dicono, almeno, perché comunque nell'estrema periferia in cui sono abbandonato non abbiamo visto niente di Olimpiadi. L'unica Olimpiadi che si vede è una persona un po' scocciata con la testa che corre avanti e indietro in cerca di sostanze stupefacenti, ma questa è la meraviglia della periferia milanese, soprattutto del suo Interland. Ecco perché c'è l'Inter a Milano, perché c'è l'Interland. Se non c'è... Però non è vero. Mimo Magnetta, buongiorno, sono Mimo Magnetta, presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, nonché l'eminenza grigia che ha ideato questa trasmissione. Eminenza, io sono stato l'ideatore perché avevo bisogno di forze dell'ordine sui mercati su cui appunto io svolgevo la mia attività lavorativa, dato che c'erano già gli avi dei Maranza e tanti avi di tanti borseggiatori vari che giravano intorno ai miei banchi. E a proposito di mercati c'è anche il Pollo e chi vi parla, che ha lo spiedo da 10 anni qua a fuoco lento a perdere tempo. Sono io il pollo a fare queste trasmissioni. Potevi fare sempre l'abbacchio, potevi andare a fare l'abbacchio da qualche parte, no? Così mi incaprettavano. Comunque non è vero, io ho visto appunto, noi tu parlavi di Interland, ieri la fiamma olimpica è passata per Cologno Monzese prima e poi per Vimodrone, ma non hanno avvisato alla comunità Kairos, quella che è stata ideata dal Don Claudio Burgio, che è il cappellano del Beccaria, dell'Istituto Penale Minorile del Beccaria. Appunto, praticamente la fiamma è passata anche fra le mani dei ragazzi della comunità Kairos e poi è proseguita il suo Ma io penso che c'era anche Ignazio La Russa con la fiamma, ma deluso perché c'era la fiamma, diciamolo, c'era la fiamma e non mi hanno chiamato. Fratelli d'Italia la fiamma era un pochino così. Io democraticamente l'avrei portata a Mimmo. Vabbè, chissà dove... Ignazio ha dato già la voce a tanti personaggi. A proposito di fiamma, Mimmo, conosco un carissimo mio amico che è napoletano e che fa il sindacalista delle guardie carcerarie, e loro di fiamma se ne intendono perché ce l'hanno sul cappello, Mimmo. Anche le guardie carcerarie, ma va, anche ce l'hanno sul cappello, Mimmo. Antonio Fellone, diciamolo. Sei? Buongiorno ragazzi. Mi confermi di ascoltarvi al volume basso, però mi confermi che voi sulla vostra mi confermi che sul fregio che avete voi sul cappello ci avete la fiamma anche voi? Antonio?
Sì, mi senti? Sì, si è spenta. Adesso sì. Mi confermi che avete la fiamma anche voi sul vostro fregio, sul vostro basco? Noi ce l'abbiamo da tutte le parti, ce l'abbiamo anche nel cuore, soprattutto. Basta che non c'è dall'altra parte la fiamma, perché sennò inizia a bruciare là. Lì ormai ci sono fiamme e fiamme, ci sono fiamme che tu non usi più, quindi voglio dire. Sì. Senti, detto ciò, dicevo che è sempre un piacere ascoltarvi senza volume, perché veramente siete una cosa... Siamo una cosa vergognosa. Antonio, so che Vannacci ora vuole l'esclusiva sulla fiamma, sta facendo causa alla polizia penitenziaria perché vuole, capito? Dice che bisogna pagarlo per le fiamme. Ogni tanto poi sai, quando si è abituati a cambiare, poi vabbè, niente, meglio che taccio. Vabbè, oggi parliamo di fiamme. Oggi parliamo di fiamme azzurre, giusto? Perché il corpo che è ispirato a voi sono le fiamme azzurre. No, esatto. È il corpo che il settore sportivo della polizia penitenziaria è chiamato Fiamme Azzurre. È vero? Assolutamente sì, veramente sono forti, hanno dato tantissime soddisfazioni sia a noi appartenenti al corpo ma soprattutto all'Italia, perché comunque sono pluricampioni. Voglio ricordarne qualcuno: Aldo Montano, il mio amico Russo, poi abbiamo avuto che l'abbiamo avuto spesso come ospite, no? Clemente Russo, Mangiacapre, Vincenzo, il mio altro caro amico. Ecco, l'unica cosa che manca alle Fiamme Azzurre sono la squadra del calcio della Serie A. Ma e per questo perché ci abbiamo comunque con noi collegato... No, c'è la Strea, c'è una cosa che secondo me è vergognosa, ma esiste ancora, c'è la Strea. Poi un giorno mi spiegherà cosa serve una squadra di eccellenza alla polizia penitenziaria, però è un discorso troppo lungo. Beh, possiamo fare la domanda al sottosegretario Andrea Ostellari, che è già collegato con noi. È vero che è già collegato con noi, sottosegretario? Ci sono. Allora basta parlare di calcio, perché sennò altrimenti il sottosegretario non sa che dire, perché se parliamo di Padova andiamo in Serie B, se parliamo di Milan non vincono un titolo da una vita, quindi cambiamo argomento e parliamo di cose serie, ragazzi. Ci mandiamo a parlare di Napoli, allora? Io gli darei una bastonata a Fellone, insomma, non può fare queste uscite qua, che cavolo. Purtroppo quella è l'accento suo, insomma, quindi non è che si può confondere, no? Il coraggio di Fellone che poi se sparate le fa solo in trasferta, in presenza non si azzarda mica a farlo, capito? No, infatti, lo sappiamo. È come si dice a Rovereto, mica soffesso. Il ruggito del coniglio, eccolo là. Vabbè. Sottosegretario, buongiorno e benvenuto fra di noi. Cosa c'ha da dire lei su quello che sta accadendo in Italia? Sì, addirittura i massimi sistemi. Andiamo al succo della questione, Mimmo, ok. Decreto sicurezza. Ecco, è uscito questo decreto sicurezza, ma io sono un po' come posso dire, scemotto. Arrivo, ho un paio di minuti di ritardo rispetto alla media, ci arrivo sempre dopo, ma io non ho capito mica tanto bene cosa contiene questo decreto sicurezza. O dalle TV non lo spiegano bene, dai mass media non lo spiegano mica tanto bene, o insomma ho capito male. Io da quello che ho capito, insomma, pene più alte per chi porta i coltelli, si introducono delle pene per chi ha i coltelli e poi si sanzionano i genitori dei cosiddetti maranza, o c'è anche qualcos'altro? Scusami Federico, perché abbiamo invitato il sottosegretario Ostellari? Perché lui è uno dei fautori del no, per capire, no, così lo spieghiamo, perché siccome io ho il mio ritardo di un paio di minuti, però secondo me i mass media, comunque le TV generaliste, i giornali non hanno spiegato affatto bene quello che è contenuto davvero in questo decreto di sicurezza, perché non posso credere che uno fa un decreto solo per mettere la multa sui maranza. C'è qualcos'altro, mi auguro. Contiene tanto, e lasciamo lo spazio al sottosegretario Ostellari che ci dirà, e ripeto, dietro c'è un lavoro enorme. Il sottosegretario Molteni e altri veramente hanno contribuito in modo veramente ottimo a questo pacchetto, quindi è giusto che ce lo spieghi il sottosegretario. Va bene, allora vado al punto. In buona sostanza questo è una risposta chiara, netta, anche a quei fatti che abbiamo purtroppo visto di recente a Torino, e probabilmente insomma costituiscono un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, no? Qui, guardate, non si tratta, come dice certa sinistra, di andare a toccare quei diritti fondamentali
di libertà di espressione, libertà di manifestazione, ma di riportare legalità, sicurezza e quindi garantire quel diritto civico che è caro a tutti i cittadini per bene. E inoltre garantiamo anche di stare a fianco di tutte le forze dell'ordine che svolgono un lavoro fondamentale proprio a garanzia di tutti i cittadini. Quello che abbiamo visto di recente è inaccettabile, e così come è inaccettabile anche quella condanna un po' offuscata, no? un po' tra chiaro e scuro che qualcuno fa, cercando comunque sempre di raccontare la vicenda. Sì, vabbè, sono stati violenti, però in fondo anche i manifestanti sono stati picchiati. Io in realtà credo che invece noi non dobbiamo avere ambiguità, che lo Stato deve essere a fianco di tutte le donne e tutti gli uomini in divisa, e questo decreto sicurezza sicuramente aiuta anche a fare chiarezza. E allora abbiamo inserito innanzitutto nel decreto uno stop chiaro ovviamente a quel fenomeno dei coltelli, no? Del lame e coltelli, quindi si rafforza il contrasto al porto e alla vendita di strumenti atti ad offendere. Così come abbiamo voluto ovviamente affrontare il tema dei borseggi, il furto con destrezza in particolare. Quindi si rafforza l'impianto repressivo contro questi fatti, soprattutto anche a quelli organizzati. Lo Stato quindi alza il livello di attenzione nelle aree più colpite e a tutela ovviamente di chi lavora e di chi vive nelle città. E poi uno stop anche normativo chiaro allo spaccio e alle piazze della droga. Il decreto infatti introduce delle misure più incisive contro lo spaccio della droga, dando e colpendo ovviamente non solo chi vende, ma anche i mezzi utilizzati ad esempio per delinquere, quindi maggiore forza per intervenire anche con i sequestri, con le confische dei beni mobili, beni registrati e non registrati. E poi ancora l'ammonimento, una prevenzione quindi della devianza giovanile. Ecco, questo è un provvedimento che consente ai questori di intervenire anche verso ragazzi dai 12 ai 14 anni e di chiamare a responsabilità però anche i loro genitori. E questa è la grande novità. L'abbiamo voluto potenziare e ampliare anche a tutti quei fatti che magari costituiscono i cosiddetti reati spia, no? Quindi i comportamenti magari, se vogliamo, più bagatellari, ma che se vengono subito intercettati si evita forse che quel determinato ragazzo poi commetta fatti più gravi. E così via su altre norme come le zone rosse ovviamente rafforzate, che già stanno funzionando e quindi si potenziano anche nei tempi per le nostre città, e così anche con interventi volti a regolamentare operazioni a garanzia di sicurezza all'interno dei nostri istituti penitenziari. Quindi per la prima volta vengono ad esempio estese le operazioni sotto copertura, e questo credo sia un segnale ottimo anche per è chiaro, diciamo, dove lo Stato vuole dimostrare che si interviene anche dove la criminalità magari prova ancora a riorganizzarsi, cioè dietro questi, è all'interno di questi istituti dove in qualche modo qualcuno cerca di riorganizzare anche condotte criminali.
e per ultimo il reato di fuga pericolosa all'alta della polizia. Anche qua abbiamo visto troppi episodi dove soggetti scappano, no? Nonostante l'intimazione dell'ALT. Bene, con questo decreto anche questi comportamenti ovviamente saranno puniti severamente. Ecco, questo è un pacchetto che va nella direzione giusta, che continua in quell'operazione che abbiamo già affrontato con il decreto sicurezza 1, e non dimentichiamo poi però che c'è stato anche un disegno di legge, e nel disegno di legge ovviamente ci sono ulteriori norme, sempre anche queste a tutela del cittadino e a tutela di chi ci difende, e credo che sia arrivato il tempo, insomma, di sottolineare che rispetto al passato questo è un governo che non solo interviene con assunzioni, non solo interviene dando e dotando di maggiori strumenti, ma interviene anche con norme chiare che saranno in grado finalmente di riportare quella serenità che viene invocata da tutti i cittadini. Grazie sottosegretario, grazie. Antonio Fellone. Antonio, ci sei? Ci sono, eccomi. Volevo chiedere al sottosegretario, anche siccome che la tutela legale è stata voluta fortemente dal sottosegretario Ostellari in collaborazione col sottosegretario Molteni, in questo pacchetto sicurezza c'è anche la tutela processuale per le forze di polizia, ma addirittura è stata estesa anche ai cittadini, quindi anche di questo volevo chiedere al sottosegretario, perché per me è un'ottima cosa, perché l'atto dovuto secondo me deve essere solo il rispetto verso le forze di polizia e verso chi si difende in casa propria. Quindi, questa è un'altra cosa voluta dal sottosegretario. Volevo magari due parole anche su questa tutela processuale, che è veramente molto molto interessante, e direi finalmente. Esatto, anche questa ovviamente è un'ulteriore norma che è stata introdotta, che consente a una maggiore difesa chiara nei confronti di chi si difende, e ad esempio il cittadino che lo fa in legittima difesa, e per chi ci protegge, quindi il poliziotto che agisce ad esempio nell'ambito, diciamo, della causa di giustificazione, uso legittimo delle armi o stato di necessità, i classici, insomma, contesti che fino invece a ieri hanno visto magari anche poliziotti indagati come una sorta di atto dovuto. Ecco, questo atto dovuto grazie a questo decreto non ci sarà più, e finalmente quindi facciamo un passo ulteriore rispetto a quanto già effettuato in precedenza. Aggiungiamo quindi, oltre alla tutela legale, anche una tutela processuale, e qui, e soprattutto qui, si vede da quale parte lo Stato vuole mettersi, quindi dalla parte del cittadino per bene e dalla parte delle forze dell'ordine. Perfetto, era questo che volevo che si dicesse, perché tanti non avevano capito sta cosa, però è un qualcosa di estremamente positivo, perché voglio ricordare che la tutela legale prevede uno stanziamento per 10.000 euro per ogni atto del processo, primo grado, secondo grado e Cassazione. E questo qua riguarda il discorso processuale, perché basta guardare gli ultimi casi, il caso di Rani, il caso del poliziotto che di Milano dell'altro giorno, sono indagati perché è sempre nascosto dietro a quel famoso atto dovuto. Invece con questo provvedimento ciò non accadrà più. Ovviamente poi se dovesse emergere un qualcosa di diverso, è certo, perché noi siamo come gli altri e dobbiamo rispondere come gli altri, anzi magari con più responsabilità. Però è una cosa estremamente positiva anche per il cittadino, per quel povero commerciante che nel quotidiano viene massacrato, aggredito continuamente, e magari quella volta che deve pensare a se stesso, perché comunque deve difendersi la pelle, non è giusto che poi viene pure indagato. Quindi questa è un'ottima operazione, perciò ci tenevo che venisse spiegata per bene.
Sì, anche perché il più delle volte noi abbiamo una magistratura inquirente, per esempio i sostituti procuratori della Repubblica, che quando fanno le indagini dovrebbero indagare sia a favore del reo e a favore appunto di chi è invece la persona offesa, e tante volte queste indagini vengono fatte un po' con i piedi. Infatti io ieri sentivo la Presidente del Consiglio Meloni che diceva: beh, speriamo che appunto queste norme che noi abbiamo decretato abbiamo deciso, non vengano appunto invece stravolte. Sì, che per una volta la magistratura le applichi, perché sì, c'è un referendum appunto per il fatto che l'Italia è uno dei pochi paesi nel panorama, nell'orbe terracqueo, a meno che si definisce democratico, che ha una magistratura che pretende di scrivere le leggi e di applicarle come vuole lei. O di modificarle, accade solo in Italia questo, no? Io vorrei appunto che quando si parla alle persone, ai cittadini, dell'importanza di andare a votare, si rammenti questo. In Italia la legge per alcuni settori della magistratura viene applicata alla carte, e quindi se io mi alla carte, no, a capocchio, no, alla carte è più elegante. Se io mi mangiamo in giro con un martello in mezzo alla strada a martellare chiunque, penso che ci prendono e ci chiudono almeno 3-4 anni a San Vittore, almeno qua a Milano. Ci capita a Milano. Sì, se uno invece è un radical chic che va a martellare un poliziotto, è l'ideale, può dire vai pure a Capalbio a casa, caro, ti lasciamo con l'abito che si tratta di un tentato omicidio. No, capito, però un tentato omicidio quello. Questo fa capire. Approfittare della presenza del sottosegretario proprio perché hai aperto, Fede, hai parlato di una cosa giusta. Voglio ricordare a tutti che il 22 e il 23 marzo c'è il referendum, quindi alzate il sederino dal divano, dalla tavola, dalla sedia dove state, andate a votare, perché è fondamentale. Però approfittando della presenza del sottosegretario, volevo un suo pensiero, magari spiegare meglio il referendum sulla giustizia, che ripeto si andrà a votare il 22 e 23 marzo. Mi raccomando, sì. Prego, sottosegretario. Beh, certamente, 22-23 marzo siamo di fronte a due scelte. Lasciare tutto com'è, da un lato, oppure andare, votare sì e finalmente cambiare questo paese e soprattutto liberare quei tantissimi magistrati, che sono la maggioranza, che ogni giorno lavorano in silenzio e che attendono questa riforma da tempo, perché questa riforma in realtà libera prima di tutto la magistratura da quel condizionamento degenerativo delle correnti politicizzate interne alla magistratura stessa. Ecco perché ce l'hanno un po' con questa riforma. I poteri diciamo così, che stanno combattendo questa referendum, ce l'hanno essenzialmente per questa ragione, perché questa riforma toglierà di mezzo le correnti politicizzate. E su questa però devo bloccarla un attimino, sottosegretario, perché abbiamo un ascoltatore in linea e voglio dare la parola, perché tante volte qualcuno volesse di fare direttamente qualche domanda. Prego. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, sono Paolo da Gorizia. Buongiorno Paolo, prego. Allora, io avrei due domande un po' tecniche, e approfitto dell'occasione. Sul decreto sicurezza, le due domande velocissimo per non perdere tempo. La prima domanda è: io da quello che ho capito, un poliziotto o chiunque sia, non viene indagato come atto dovuto, ma viene iscritto in un registro a parte. Però quello che non mi è chiaro è che qual è la differenza poi tecnica tra le due cose? Nel senso, comunque c'è una verifica sull'operato della gente, e quindi vorrei capire bene se poi alla fine diventa indagato nel momento in cui si configura l'ipotesi di reato, pur provenendo da un registro differente. Seconda domanda è, attualmente noi abbiamo delle leggi che regolano il rapporto tra il cittadino e il delinquente, tra virgolette, quindi la legittima difesa, l'eccesso di legittima difesa.
quanto queste leggi sono poi prevalenti sul decreto legge. Cioè, in sede processuale possono ancora essere efficaci e limitare gli effetti del decreto legge? Ecco, grazie. Grazie Paolo. Prego, sottosegretario, a lei la risposta. Allora, in ordine al famoso nuovo registro, va da sé che il nuovo registro avrà la caratteristica di non vedere il nome inserito, qualificandolo come persona indagata. E questo vantaggio va da sé che ovviamente consente di operare quegli accertamenti preliminari che sono ovviamente utili per verificare la sussistenza, l'evidenza, insomma, della causa di giustificazione e però evita di dire quella persona nell'agonia anche mediatica alla stregua di quello che invece è successo fino ad oggi. Il poliziotto che agisce quindi con l'uso legittimo dell'arma nell'ambito di un'operazione non sarà quindi più automaticamente iscritto nel registro dell'indagato, quindi anche le stesse conseguenze insomma non ci saranno più. Pensiamo anche banalmente a quelle che comportano, che ne so, l'apertura di qualche procedimento disciplinare, no? Molte volte è successo e succede anche nei confronti del poliziotto che magari è iscritto nel registro degli indagati. Molte volte si dice e si è detto ma lo si fa come atto dovuto e a tutela della stessa persona. Però mi perdoni l'interruzione, sottosegretario, però tanti non sanno, e più non sanno che per esempio quando un poliziotto, un appartenente alle forze dell'ordine è soggetto a un'attenzione, praticamente si ritrova la carriera bloccata. Io so che appunto chi subisce l'indagine per 5 anni si ritrova bloccato nella carriera. Tanti non lo sanno, non ne sanno queste cose qua. E magari quel tempo invece è solamente utile e necessario per accertare l'esistenza di quella causa di giustificazione. Oggi il tempo trascorre, ma quella persona risulta a tutti gli effetti una persona sottoposta ad indagini. Sì. E voi sapete bene insomma che quell'atto non è, anche dal punto di vista comunicativo, un atto a garanzia, è già una pena, quella che viene, a cui viene sottoposta la persona. E quindi a questa situazione si è posto rimedio in questo modo, l'unico modo che permette quindi di non essere indagato, di non rientrare in quella categoria che ha conseguenze, e invece si lascia il tempo ovviamente di verificare quelle circostanze, e se quelle circostanze ci sono, allora il procedimento ovviamente si chiude e non prosegue nelle vie, chiamiamole, ordinarie. Questa cosa vale per il poliziotto e vale ovviamente per anche il cittadino. Certo. E per quanto riguarda il tema della legittima difesa, la legittima difesa rimane quella. Sottosegretario, voglio fare una domanda. Lei può rimanere con noi ancora qualche minuto? Può rimanere? Ecco, perché appunto siamo giunti alla metà tempo e corre l'obbligo di fare l'interruzione. Resti con noi, rimanete con noi anche voi ascoltatrici e ascoltatori. Pubblicità. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Entrare
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E rieccoci in diretta con lo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Il venerdì qua a Radio Libertà è consacrato alla sicurezza. Voglio anche ringraziare la nostra Natalia dall'altra parte del Canon Legnoso che che permette tutto questo con il suo pazientissimo, meticoloso lavoro in regia. 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse dire la sua in diretta, mentre per i più timidosi c'è sempre il WhatsApp, il 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Oltre a Mimo Magnetta, il vostro sparacazzate, c'è il dottor Fellone che ci parla da Brescia, e soprattutto abbiamo in collegamento il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che appunto ci stava illustrando le tante misure previste dal decreto sicurezza. E io qua al computer e sto utilizzando i potenti mezzi di Radio Libertà qua nel Palazzo della Lega in via Carlo Brero 41, e posso dire con estremo dispiacere, sottosegretario, che non c'è una fonte di informazione in Italia che spieghi cosa sia previsto. Cioè vengono solo riportate 2-3 misure, mentre insomma lei ci sta spiegando a tutti i nostri ascoltatori e a noi che il decreto sicurezza in verità prevede un ventaglio di misure decisamente ampio rispetto a quello riportato dai nostri media, tutti, e dall'ANSA fino al Corriere Repubblica, all'Espresso, Sole 24 Ore. Chi ne ha più ne mettono, aperti tutti, e riportano solo 2-3 misure. Quindi se questo è il livello della stampa in Italia siamo rovinati. Invito i colleghi giornalisti insomma a riportare le cose che sono come sono, a spiegare, a edurre le persone, i cittadini, di quello che prevedono le norme. Sottosegretario, quindi le lascio di nuovo la parola. Sì, poi voi ci siete apposta anche per sì, raccontare, per spiegare bene, insomma, sì, per entrare nello specifico. Prima abbiamo fatto quell'analisi insomma dei vari punti e per quanto mi riguarda io credo che siano punti fondamentali, strumenti essenziali, utili per far capire insomma da quale parte vogliamo stare, per difendere le nostre forze di polizia e per difendere ovviamente i diritti fondamentali dei nostri cittadini, compresi quelli della libertà di espressione e di manifestazione. Chi vuole manifestare il proprio pensiero continuerà a farlo. L'importante è che lo faccia rispettando le regole e non brandendo martelli per andare magari a colpire i rappresentanti dello Stato. E quei rappresentanti dello Stato sono lì proprio per garantire tutti noi, tutte le nostre libertà. E in questo ovviamente si innesta anche quel ragionamento che stavamo facendo prima, anche a seguito della domanda del radioascoltatore, che chiedeva anche se la legittima difesa e quindi sussiste ancora e quant'altro. La legittima difesa l'abbiamo introdotta noi, se vi ricordate, con una riforma del 2019. Eravamo al governo, abbiamo modificato quella norma e con quella riforma che ha consentito di inserire una presunzione assoluta di legittima difesa all'interno ovviamente dei contesti abitativi, negozi e quant'altro, e
di inserire anche alcuni aspetti fondamentali. Ad esempio abbiamo tolto il risarcimento del danno, no? Vi ricordate, una volta c'era anche quel pericolo, no? Anche se venivi in qualche modo, se agivi anche all'interno della legittima difesa c'era un po' di confusione. Oggi invece quella confusione non c'è più. Se vieni archiviato, se vieni assolto in legittima difesa, ovviamente non c'è più il risarcimento del danno, e se vieni anche condannato per eccesso colposo, anche in quel caso il risarcimento del danno non c'è più. Semmai ci può essere quella indennità che viene però calcolata sulla base dell'apporto causale che ha effettuato il criminale, perché il criminale ovviamente è quello che ti è entrato in casa, è quello che ha in qualche modo violato con la tua privacy e messo in pericolo ovviamente magari la vita tua o quella dei tuoi cari. E la legittima difesa agisce come causa di giustificazione nei confronti ovviamente ad esempio del cittadino, e il cittadino che si difende, grazie a questo decreto, grazie alla norma che abbiamo inserito noi della Lega, non sarà più iscritto automaticamente nel registro dell'indagato. Quindi lo Stato decide di stare dalla parte del cittadino per bene. Cioè praticamente i poveri familiari dello zingaro che rimane ucciso mentre sta rubando non possono più chiedere il risarcimento per la morte del loro congiunto, giusto? Perché questo è successo. Se agisci in legittima difesa, il risarcimento del danno non lo becchi più. Okay. Abbiamo un altro ascoltatore, sottosegretario. Ascoltiamo chi è e cosa ci vuole chiedere. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buonasera a tutti, Lisetta. Buonasera Lisetta, prego. Allora, io ho chiamato però per le carceri, più spazi e dignità applicando le sentenze. Se va bene? Sì. Ma questa era la trasmissione, Lisetta. Ecco, allora io credo che per avere più spazi e dignità nelle carceri italiane sovraffollate basterebbe far funzionare meglio ciò di cui disponiamo e soprattutto, dico io, fare applicare le sentenze. Al 34/2025 mi sembra nelle carceri italiane c'erano 19.740 stranieri, pari, dico io, al 31,6% di tutti i detenuti. Se fossero tutti espulsi o avviati ai centri di espulsione, non servirebbe costruire nuove carceri? Qua io vi saluto e buona serata a tutti quanti. Qua la facciamo facile, Lisetta. Il problema è che i loro paesi non li rivogliono indietro. Ecco, quando si vogliono espellere, non uno e due, il problema è che in Italia, sempre per alcuni settori della magistratura che abbiamo, non possiamo fare come in Germania, che gli fanno la puntura, li mettono sull'aereo e li portano a casa, perché è tortura. Cioè arresterebbero tutti, dall'ultimo agente fino al ministro. È vero, sottosegretario, è vero, è così? Ma guardate, noi abbiamo più del 30% di stranieri nei nostri istituti, e questo è uno dei problemi che stiamo cercando di affrontare, ad esempio con una proposta che abbiamo proprio formulato noi, che mira a velocizzare il procedimento di espulsione. Quindi per chi ha una fine pena, ad esempio di 2 anni, già oggi è prevista questa espulsione, ma di fatto non viene resa effettiva, un po' perché la norma è farraginosa, un po' perché ovviamente le decisioni poi vengono impugnate, cioè quando si decide che quel detenuto deve essere espulso, poi fatalmente c'è chi preferisce rimanere magari comunque qui, anche in carcere, piuttosto che ritornare nel paese di origine. E allora la norma che abbiamo pensato è proprio volta a velocizzare il procedimento da un lato, e dall'altro evitare che i ricorsi sospendano l'efficacia di quella decisione. Quindi vediamo come sarà accolta questa norma. La introdurremo ovviamente in uno dei 2 disegni di legge che sono collegati, diciamo, a questa azione del decreto,
e poi vediamo chi voterà con noi o chi voterà contrario a noi. Io credo che valga anche la pena insistere su questa norma, perché in realtà dà giustizia anche a tutti quegli immigrati che magari vengono nel nostro paese e che si comportano bene. È un'assunzione, diciamo così, di responsabilità e che premia quindi il merito, che premia il valore di tante persone che ovviamente qui da noi sono bene accolte, purché rispettino le regole che sono proprie del nostro paese. Sottosegretario, perdoni la domanda, ma questi disegni di legge collegati al decreto legge sulla sicurezza, in qualcuno è previsto insomma una revisione della fattispecie del reato di tortura? Perché le dico, la settimana scorsa a Firenze 5 donne e uomini della polizia penitenziaria condannati. Oggi a Torino 7 condannati per la polizia penitenziaria per reato di tortura. Cioè, se si va avanti così, mi sono fatto un calcolo, 5 condanne a settimana, si arriva a 360 condannati all'anno. Se la condanna supera i 3 anni, rischiano la destituzione. Anche con una condanna inferiore, l'amministrazione penitenziaria si può sempre riservare di destituire i condannati. Qua nessuno dice che bisogna abolire il reato di tortura, ma quantomeno insomma scriverlo come si deve, ecco, scrivere la fattispecie, cioè la descrizione della condotta che porta al reato di tortura come si deve, perché se è così facile una condanna di essere condannati per tortura, qua rischiamo di assumere delle persone che dopo pochi anni di servizio vengono di nuovo espulse, si va a verificare. Oppure insomma, se va avanti così diventano di più i destituiti di quelli che sono di quelli assunti. Che si assumono, cioè già si soffre questa cosa qua per le cessazioni e l'elevato livello di pensionamenti. Sì, vabbè, guardate, è un tema molto complesso, si fa fatica ad affrontarlo magari adesso qui in pochi minuti. Sicuramente da parte di questo governo c'è l'intenzione, ma non nelle parole, ma nei fatti, di proteggere ovviamente le donne e gli uomini della polizia penitenziaria e di tutti coloro che lavorano all'interno dei nostri istituti. Questo lo avete visto, questo è abbastanza, diciamo, oggettivo, anche con i vari interventi normativi che ad esempio hanno dato vita a quel reato della rivolta in carcere. Quindi noi quello che dobbiamo fare adesso è continuare su questa strada, cercando di aprire anche una riflessione ulteriore e verificare quelle che sono, diciamo così, anche le disponibilità anche economiche ovviamente, per dotare sempre di più le nostre forze dell'ordine, ma in particolare la polizia penitenziaria, di strumenti anche adeguati per difendersi e per poter intervenire adeguatamente. Perché molte volte magari queste cose ancora mancano. Quindi è un'azione a 360 gradi che dobbiamo fare. Continueremo su questa strada e lo facciamo ovviamente perché siamo consapevoli della grande e fondamentale ruolo che svolge la polizia penitenziaria, che svolge non solo un'azione strategica per garantire sicurezza all'interno dei nostri istituti, ma lo fa anche per garantire ovviamente sicurezza per chi sta fuori dai nostri istituti. Certo. E questa azione la fanno sempre avendo ben chiara anche quella che è la dignità dei diritti delle persone detenute e di tutti coloro che lavorano all'interno e che stanno anche fuori nella nostra comunità. Quindi un ruolo fondamentale che noi vogliamo assolutamente continuare a proteggere e sul quale vogliamo investire. Grazie sottosegretario. Il problema qual è? Che noi quando anche finiamo le nostre trasmissioni, io per esempio ho commesso l'errore di dare il mio numero personale, dopo le trasmissioni ricevo tante telefonate,
soprattutto di appartenenti al corpo, che si lamentano appunto perché, dato che loro subiscono continuamente certi attacchi, ecco, in pratica è un continuo sentirli, ed è diventato anche faticoso, diciamo, tranquillizzarli, perché qua uno va a lavorare, praticamente sa che sa che esce di casa al mattino e non sa come ci ritorna. Io l'ultima telefonata che ho ricevuto appunto è di un agente che dice, insomma, io posso andare a lavorare e stare sempre col patema d'animo di riuscire a mantenere la serenità d'animo, o comunque non guadagnarmi, non arricchirmi, perché qua basta veramente che uno appunto lo guardi storto che ti denuncia per tortura, e queste sono le continue telefonate e le continue paure di chi lavora in questo settore. Certo, ma sono le paure che hanno tutti, che hanno anche le forze di polizia, certo, la polizia di Stato, i carabinieri, tutti coloro che ovviamente si trovano a dover poi fronteggiare anche con rischi, diciamo così. Certo. Però ecco, l'importante è che sappiano tutti che questo governo, questa maggioranza è assolutamente attenta, ed è una maggioranza ed è un governo che continueranno in questa opera, dove ci sarà ovviamente anche l'intenzione di migliorare anche tutti gli impianti normativi che magari ci sono e molti dei quali magari abbiamo anche ereditato. Ma certo, ecco, l'importante è che fare squadra su questo ed essere consapevoli della necessità di continuare senza ambiguità, decidendo quindi di stare dalla parte delle persone per bene e delle nostre forze dell'ordine. Io quindi, siccome mi dovrei allontanare... Grazie sottosegretario, la ringraziamo, è stato molto... Ringrazio voi, ringrazio chi ci ascolta e anche chi è intervenuto. Grazie davvero. Grazie, buona giornata. Grazie, ecco, allora abbiamo... Ciao a tutti, ciao. Grazie al sottosegretario Ostellari siamo riusciti a fare quel servizio pubblico e sociale che il servizio pubblico non fa, e che nemmeno i media nazionali, pur lautamente finanziati con le vostre tasse, imposte e contributi, non fanno, e questa è una vergogna. Ecco, noi richiamiamo l'ordine dei giornalisti, richiamare i giornalisti a fare il loro mestiere, cioè spiegare la verità, ecco, spiegare, narrare, raccontare quello che accade davvero a tutti i cittadini, non solo quello che gli fa comodo loro, i punti che a loro non piacciono per attaccare il governo. Uno può avere tutti i problemi che vuole col governo, con la maggioranza, col PD o con quei fascisti di Fratelli d'Italia, però insomma deve raccontare e deve narrare quello che fanno o quello che non fanno, e non utilizzare la carta stampata finanziata dai cittadini per fare propaganda, perché ci siamo stancati. E comunque non basta, le televisioni, perché non basta la nostra trasmissione del venerdì, oppure il nostro direttore di Radio Libertà che si spertica ad andare a Rete 4 con Del Debbio e a raccontare le cose come stanno. Siamo troppo pochi, così ce ne vogliono di più. Sì. Di testimonianze, di racconti salutiamo di verità. Gli amici del Domani e di La 7. E quando dico racconti di verità non mi riferisco al quotidiano La Verità, La Verità. No. Prego, La abbiamo un altro ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Allora, sono Carmen e chiamo da Vicenza. Buongiorno Carmen. Volevo sapere se c'era ancora il sottosegretario. No, è andato via. Sì, è da fare perché doveva rientrare a Padova. Prego, però può fare. A proposito di Vicenza. Allora, la domanda una domanda forse senza risposta che gli volevo fare era questa. Per quanto riguarda l'esecuzione delle pene in Europa, quello che succede nelle carceri europee è caso strano, non viene dibattuto così come in Italia. E perché? E poi il garante dei diritti dei detenuti, che proprio la parola dice garante, e quindi dovrebbe occuparsi dei diritti dei detenuti, come mai nelle festività e quando ci sono eventi critici, io in 35 anni che ho lavorato nelle patrie galere non l'ho mai visto. Si deve fare le vacanze, garante dei detenuti. Carmen, no, sono due risposte che forse manco il sottosegretario poteva darmi una risposta.
mi auguro sempre che una risposta si troverà in un prossimo futuro, però non molto lontano, perché non è possibile. Non si sa nemmeno quello che succede nelle altre carceri. Chi ha lavorato in carcere lo sente direttamente dai protagonisti, magari gli stessi nomadi che girano in tutte le carceri ci dicono come sono stati in altre carceri. In Francia fanno una cosa, eppure non c'è tutto questo clamore come in Italia. Beh, raccontiamo quello che accade negli altri carceri. In Francia la normalità, insomma, che le persone che è morto, che vengano ammazzate di botte, che insomma, l'hanno ridato in Italia senza gli organi. Se un detenuto in Francia muore, viene restituito alla famiglia senza gli organi interni, e questa è la Francia, la culla del diritto. In Germania invece la notte i carceri sono impresenziati all'interno, quindi se uno si suicida in Germania non è che aprono la fascicolo, quello è morto, colpa delle guardie, qua di là. La mattina si va, si prende il corpo e a posto così. Voglio ricordare a tutti quelli che ci ascoltano che i suicidi nelle carceri nel resto d'Europa sono il doppio o il triplo di quelli che avvengono in Italia. Eppure in Europa nessuno dice niente. Il motivo è uno: abbiamo dei settori della magistratura in Italia che remano contro lo Stato, che ideologicamente ce l'hanno. Se ti interrompo, abbiamo anche una certa politica che rema contro la legalità. Però almeno la politica risponde al popolo. Cioè il movimento però dovrebbe rispondere al popolo. Guarda, la magistratura la settimana scorsa io concordo con quello che ha detto Carmen, è vero, perché in altri paesi assolutamente non c'è tutto questo clamore. Solo in Italia abbiamo dei personaggi che dovrebbero stare in galera e invece stanno girando gli istituti ed escono con comunicati a dir poco e hanno pure un bel emolumento. Oppure abbiamo dei personaggi che purtroppo sono capitate delle disgrazie, da questo anche ne hanno approfittato e si lamentano addirittura che è stata data in dotazione in via sperimentale al corpo di polizia penitenziaria, se è stato dato lo spray a peperoncino. O abbiamo un altro personaggio che esce e si lamenta dei suicidi non sapendo che magari il carcere è una comunità. Anche in qualsiasi paese della nostra nazione ogni giorno si suicidia qualcuno, e la stragrande maggioranza delle volte perché purtroppo c'è la malattia del secolo, che è la depressione o altre situazioni, e non guardano i numeri e soprattutto non guardano dei dati e delle statistiche che sono fondamentali per chi lavora all'interno di un carcere. Semplicemente la maggior parte di coloro che decidono di porre a fine alla propria vita lo fanno quando stanno per uscire dall'istituto penitenziario, quindi non è un problema collegato al sovraffollamento o alla gestione penitenziaria. Purtroppo in Italia abbiamo persone che si riempiono la bocca parlando di calcio ma manco sanno da dove si entra in un carcere, quindi questo è il problema che abbiamo noi in Italia rispetto ad altri paesi. Quindi Carmen hai perfettamente ragione, tu hai detto il giusto, perché effettivamente in altri paesi io ho amici che hanno girato gli istituti e non come Galeotti, ma come autorità facendo dei giri, perché poi c'è da dire un'altra cosa: se noi andiamo a guardare il corpo di polizia penitenziaria, spesso noi siamo presi d'esempio in altri stati, come lavoriamo, le specializzazioni ed altro. Invece dall'altro lato noi dovremmo prendere esempio, secondo me, da come vengono gestite certe dinamiche, soprattutto nella comunicazione. In Francia e in Germania se ne sbattono le scatole quando se ne esce in qualsiasi pinco pallino e dice la sua. In Italia si ferma il mondo perché dietro ci sono degli interessi che purtroppo, però questo cosa accade? Accade che il carcere in Italia ogni giorno deve riempire le pagine e nel 90% delle volte tutte cazzate, passatemi il termine. Sì, concordiamo, e quindi è anche purtroppo una certa politica che promette di risolvere un'emergenza che si trascina da 40 anni o da una parte o dall'altra, e vediamo che invece in questo paese i problemi si susseguono e si trascinano e poi fanno la fine di quel meraviglioso paese che sta franando in Sicilia. Si chiama Niscemi. Volevo anche salutare le persone di Niscemi perché voglio ricordare agli ascoltatori che tantissime donne e uomini della polizia penitenziaria vengono da questo meraviglioso paese della Sicilia, che come una nemesi, insomma, racconta, è un po' come se il passato, un pezzo dell'Italia passata, della tradizione, sia risucchiata dal nulla. Ecco, non so se qualcuno ha visto La Storia Incantata, che c'era il nulla che avanzava. Ecco, a me fa lo stesso effetto, e quindi a tutta la politica, a tutti coloro che ci ascoltano, non aspettiamo che l'emergenza, insomma, di arrivare sempre all'emergenza, al disastro per risolvere una questione, perché come c'è Niscemi in quelle condizioni, c'è un altro settore che è in condizioni simili,
ed è quello dell'amministrazione penitenziaria. È quello di Canton Mombello che sta su una collinetta che potrebbe franare. Là è drenato bene, posso metterci la mano sul fuoco. Però evitiamo, ecco, Niscemi sia ad esempio per oggi, per domani, per tutte le classi politiche di qualsiasi orientamento. Non si può aspettare che il nulla risucchi un paese intero, ecco, e settori interi. Si deve intervenire prima, amministrando come si deve. La nostra regista ci dice che abbiamo una chiamata in linea, l'ultima, e poi chiudiamo la trasmissione perché il palinsesto così ci obbliga. Quindi con estrema sintesi, buonasera, chi è, dove chiama? Sì, chiamo da Como. Senta, io volevo fare una sottolineatura sul caso Niscemi, no? Sono della polizia locale di un paese in Brianza. Noi, non per vantarci, ma il primo casottello che sorge siamo subito a segnalare. Quando faccio sopralluoghi, quando faccio pattugliamento, guardi in giro, vedi, cioè è possibile che sta città è cresciuta, è tutta abusivo il 50% e mai nessuno abbia fermato? Ecco, cioè secondo me noi della Lega lo dobbiamo dire questo, che va cambiata alla base una cultura, cioè sta gente per anni e anni costruiscono dove non possono costruire e nessuno dice però niente. Carissima, qua ti devo correggere, nel caso di Niscemi non è un caso di abusivismo per una volta, perché è il centro storico che sta franando, proprio la zona del centro storico. Il problema è peggio, che c'è un fiume che ogni volta che piove esondava dal suo letto e andava a consumare la collina dove è stata costruita Niscemi sopra il centro storico. E un'alluvione oggi, domani, dal 97 a oggi non si è fatto nulla e alla fine il fiume si è mangiato la collina sotto il paese e il centro del paese è franato, è per questo che fa male. Parliamo del centro storico di Niscemi, non della periferia più estrema che è stata costruita dall'alto versante. Ti posso dire una cosa, mio padre è proveniente da Canosa di Puglia, profondo sud, ex provincia di Bari, soffriva dello stesso problema, con tutti i problemi che ha un comune del sud normale. Dopo un mese che si aprivano le voragini nel paese, sono intervenute centinaia di betoniere che hanno fatto delle iniezioni di cemento armato al di sotto di Canosa e ora questo problema non c'è più. Però una regione normale, sull'ordinario, nel profondo sud, con tutti i problemi che può avere un comune con problemi enormi, perché un comune agricolo che soffre di spopolamento e tutto l'ha fatto. Ecco, in una regione autonoma come la Sicilia invece i soldi spariscono, i problemi si amplificano. Qua si parla tanto di autonomia, io penso una cosa, che c'è qualcuno che l'autonomia non se la merita. È un'autonomia che ha imposto la mafia a Roma, allo Stato, nel 1946. Penso che l'autonomia siciliana vada rivista. Ecco, è una cosa che fa perdere voti di sicuro, però quando vedi un paese fare quella fine là, e non è solo la prima cosa che accade in Sicilia, è la norma, questo in tutti i settori, qualcuno ci deve pensare un po'. Ecco, quello stato di autonomia imposto dalla mafia a tutti gli italiani è ora che venga riscritto da capo. Questa è una delle riforme che non verrà mai fatto, perché aspettiamo sempre l'emergenza. E non vorrei che un giorno un'enorme voragine si apra sotto la Sicilia e la risucchi tutta, perché a sto punto... No, speriamo di no. Speriamo ecco, di chi no. lo sa, però è giusto dirle certe cose. C'è chi l'autonomia non se la merita. E con questo vi invito ai saluti, perché siamo una cosa rapidamente, rapidamente, Antonio, prego. 3 secondi rispetto a quello che diceva prima Federico sulla questione stampa. Prego. Ha perfettamente ragione. Basta guardare ieri la trasmissione della Gruber, dove è stato ospite il nostro segretario, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che 90 minuti di applausi aveva esistito, che c'era la Gruber e un altro giornalista che non ricordo il nome, ovviamente sempre da quella parte, hanno cercato di tutto, ma tutto hanno fatto tranne che informazione corretta. Però Matteo Salvini ne è uscito alla grande, quindi per chi volesse la può guardare sui social, però lì ti fa capire tanto. E quindi quello che diceva giustamente prima Federico, che non si fa informazione, ma tanti di questi fanno politica spicciola. Ma Antonio, mo fai i saluti, dai, da bravo, su, i saluti a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori, prego, vai. Niente, volevo salutare tutti, ci vediamo venerdì prossimo, grazie sempre a Radio Libertà, grazie a Natalia che oggi non mi ha fatto dire una parola sui concorsi, ma va bene così. Beh, tanto meglio così, meglio così. Grazie a Federico, grazie a Mimmo, e vi ascolterò sempre con piacere senza il volume, perché siete veramente bravi. Buonasera a tutti, viva la Polizia Penitenziaria, viva il SINAP. Buonasera a tutti, noi non tradiamo, ciao! Avete ascoltato